Voltare pagina nell'era digitale, ecco l'obiettivo di un convegno che ha messo a confronto vecchie e nuove generazioni di professionisti del settore grafico e tipografico. Andiamo a vedere i dettagli nel prossimo servizio. Il congresso è stato intitolato Print Different proprio perché al settore viene chiesto di cambiare marcia, di trovare nella tempesta di questi mesi, di questi anni, nuove opportunità per crescere. Il mercato della comunicazione d'altronde è cambiato, si è detto a Mestre, nella sala conferenze dell'Istituto Salesiano San Marco, qui dove le nuove leve del comparto trovano aule attrezzate per la formazione e la crescita professionale. Innovazione quindi, termina il centro del dibattito e parola chiave anche dell'indagine EBAV Grafici e Fotografi, che ha disegnato un quadro veneto dove la rivoluzione digitale ha creato più difficoltà che idee e nuove soluzioni. Oggi la carta stampata è sempre una forma di comunicazione, ma non si può tralasciare le nuove formule, quindi bisogna fare uno studio sul mercato esistente e condividere le informazioni. Solo condividendo le informazioni e formando i nostri collaboratori riusciremo a trovare nuove opportunità. Il parterre di relatori, individuando Print Different non come momento esclusivo, ma come progetto di rilancio dell'intero settore, ha indicato nelle nuove generazioni i protagonisti di un cambiamento che, se non è già avvenuto per le attività esistenti, deve essere promosso il prima possibile. Il fatto è che dovrebbe esserci proprio spazio per i giovani, perché vedono già in maniera diversa dalla generazione precedente. Infatti il grosso problema delle aziende è il cambio generazionale, perché se non lasciano lo spazio ai giovani che vedono già in maniera diversa, non hanno aria, non hanno ossigeno. Ossigeno indispensabile, tanto più quando preoccupa il continuo calo di fatturato e soprattutto la chiusura di aziende neonate. Si pensi infatti che nel triennio 2009-2012 ogni 2 imprese avviate, una ha chiuso nei primi 3 anni di attività. Un salvagente così, per il piccolo artigiano della grafica, diventa anche il concetto di rete di aziende. L'azienda dovrebbe relazionare le proprie competenze anche a settori che non sono di sua pertinenza, per cui la comunicazione con il mondo produttivo del legno arredo, della metalmeccanica, dei servizi alla persona, eccetera, dovrebbero cominciare a ragionare assieme. Solo così si può tentare di sviluppare appunto una nuova prospettiva. Sfruttare insomma il terreno fertile veneto, che con le sue competenze, con la sua esperienza, con la sua professionalità può recitare anche in questo comparto un ruolo da protagonista in Europa.